Un saluto da Dottor Palmas qua dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia. Oggi stiamo guardando un caso di linea superior, impianti dentali posizionati su un paziente che per piorrea ha perduto tutti i denti e lo vediamo dopo la sigla. Eccoci, questo è il caso che mostrò adesso, un caso di perdita completa dei denti nella parte superiore. Nella parte inferiore i settori posteriori inizialmente erano intaccati da piorrea, sono stati estratti, e nella parte anteriore questo ha creato un sovraccarico occlusale. Infatti vedi gli spazi che si sono creati tra i denti e il piano occlusale è cambiato, è venuto un piano occlusale al contrario, con un arco verso, vedi, con la convessità verso l'alto, classico questo di collasso della dentatura. Nella parte superiore non ci sono più denti, sono rimasti alcuni monconi, alcune radici. I denti sotto dovevano essere rigenerati completamente nello smalto e sopra posizionati impianti dentali. Lateralmente non ci sono più denti, solo alcuni, ma che dovranno ovviamente essere estratti. Sono rimaste delle radici sopra pure che devono essere estratte, e vediamo la radiografia. L'osso a livello posteriore dei seni mascellari ha veramente poco volume a disposizione. Dovremo qua andare a posizionare degli impianti nelle zone posteriori con la ricostruttiva dei seni mascellari. Questo è il risultato dei denti definitivi da un lato, questo è frontale, questo è dall'altro lato. In questo caso abbiamo ricostruito i seni mascellari nelle zone posteriori, posizionato 2 impianti per lato nelle zone di ricostruttiva ossea. Non abbiamo durante i provvisori caricato la masticazione sugli impianti posteriori, ma solamente sui 4 impianti anteriori. Successivamente, quando gli impianti sono integrati nell'osso, dopo circa 6-8 mesi il paziente torna, si vede che l'osso a livello dei seni mascellari è completamente rimasto attorno agli impianti che avevamo inserito. Nella parte inferiore abbiamo posizionato corone in metallo e ceramica, e sopra il paziente abbiamo messo denti in zirconio. Questa invece è l'attacco tridimensionale prima e dopo. Vedi come prima non aveva i denti nella parte superiore, dopo si ritrova 8 impianti dentali con ponti posteriori su impianti dentali. Questo è un caso che negli anni durerà tanto, perché avendo mantenuto i denti nella parte inferiore, questo ci dà sensibilità alla masticazione. Infatti le arcate che sono tutte su impianti sono dei denti insensibili che possono essere soggetti a rotture, ma in questo caso, avendo i denti inferiori ancora su radici naturali, avrà una certa propiocezione e sensibilità alla masticazione che aiuterà molto a mantenere poi i denti nel tempo. E questo è il prima e dopo.